Ciao a tutti amici della buona cucina. Bene, oggi andremo a vedere come fare il pane siciliano, quello tipico. Faremo il pane, faremo le focacce, faremo tutto in modo tradizionale. Andremo a fare il pane nella brevola e poi si andrà a infornare nel forno a legno. Insomma, un video pazzesco grazie a Luisa che ci ha invitato a realizzare questa ricetta. Ragazzi, davvero andate a seguire le ricette di Luisa che trovate anche qui su YouTube e su tutti i social. Bene, andiamo a vedere come realizzare questa ricetta. Durerà un bel po' proprio perché ci tenevo a raccontarvi tutta questa tradizione. Ringraziamo Luisa e la sua famiglia perché da qualche anno già era capitato di fare qualche live su Instagram, ma questa volta ci conosciamo di persona, quindi grazie per la vostra ospitalità. Buona visione e vediamo alla fine l'ottimo risultato. Finalmente ci siamo, abbiamo conosciuto Luisa. Come stai? Io ho conosciuto Andrea. Sì, meglio dal video. Dal vivo. Sto benissimo, tu come stai Andrea? Che Bene, sorpresa. bene. Siamo in Sicilia, ragazzi, ma chi lo doveva dire mai? Ma. Allora Luisa, cosa facciamo? Eccola qua, L'arma? l'arma del delitto. Oggi facciamo il pane ragusano. Tradizioni, andiamo a vederle. Luisa, come si chiama questo attrezzo? Allora, questo è lo sbriuni, questo qua è l'attrezzo e questa è la famosa briola. Ottima, Ora per fare il pane. vedremo come si fa il pane ragusano. Allora, abbiamo le dosi, Luisa? Sì, certo. Io mi lavo le mani, se mai ci metto. Sì. Allora, vado a mettere 5 kg di farina e in 5 kg di farina ci vogliono su per giù 2,5 litri di acqua. Andrea, puoi chiudere la porta perché Yes. sennò il pane. Ci siamo. Infatti dicevo, nella caraffa ce n'era di meno acqua, di 2 litri e mezzo. Quindi tutta farina di semola rimacinata Sì, del mulino della zona sì. e ci siamo, ragazzi. Si inizia. Adesso io dovrei forse aiutare, speriamo. Sì. Basta così. Oh. Perché nel lievito non si mette mai l'acqua calda, perché un lievito da noi si dice che si sbruglia e poi il pane non viene buono. Ora, noi ce lo mettiamo tutto adesso. Vabbè, per. Ora aspetta, questo guarda come si fa. Si prende e si toglie. Questo è il lievito, dove io ho messo il lievito. Ci Ok, siamo? sì. Ecco qui il primo trucco. Il lievito, qua c'è il lievito. E lo mettiamo da parte. Ora, che cosa succede? Il sale non si va a immischiare con il lievito, ma si va a mettere dopo. Lui sta sopra l'acqua un po'. Le bocce. Andrea, per fare prendi un po' di acqua fredda. Sì. Da? Arrivo. E mamma calma, qua. No, brugio le mani. Abbiamo tripla camera. Quella bassa, quella alta, più abbiamo la foto. Tutta la dentro. Sì. Possiamo stendere. Ok. Tutto. Ora vado. Ok. Il sale, come vedi, l'ho messo qua Sì. e lo vado a prendere dopo il lievito. Man mano. Non so. Vabbè, aspettiamo, ce ne va tempo. Eh, Allora, questo l'ho mai fatto, impastare sopra la brimola. no, non l'hai fatto. No, in realtà ce l'avevamo in famiglia, però. Non ce l'abbiamo. C'è ancora? Uguale, così. Sì, tutti stessi. Ok. Direzione di arrivo. Ottimo, quindi per ricapitolare, in questa parte qui abbiamo il lievito. Sì. Ora Tutta l'altra parte invece l'abbiamo impastata soltanto con l'acqua, tiepida o fredda, in base ai tempi di lievitazione che avete voi, e il sale man mano l'abbiamo messo Sì. con il trucchetto che solo Luisa ci ha detto. Vabbè, Quindi- sanno tutti. Io neanche sapevo. No?
Sempre me lo sono chiesto, perché poi alla fine c'è questo qua per impastare. Sì. Ora per unire dovremmo passare questo. Ora Salvatore te lo fa vedere. Ci vuole Le olio. cose di scala. Se senti freddo ti puoi riscaldare su bocca, basta così. E quindi ora... Quindi ora Salvo. Hai tutto un anno rotto. Adesso arriva pure Salvo. Vai. Ok, Salvo, ti aiuto. Vai. Per lasciare la bricola pulita. Italiano. Per non lasciare per i piedi. Italiano. Sai, mia nonna. I vicini. Dove Uno sei? sopra e uno sopra. Sì, Tu ricorda a me. sì, arriva. Va. È difficile che sta lì. Va. Saranno 5 kg. E si fa così e così. Ora si deve assorbire l'olio. Piano piano, non lo tagliare il pane. Piano. Ah, Senza vai. arrivare a fondo. A posto. L'olio. Ci vuole l'olio. Non lo proprio mi vuoi. Ora, mentre che il pane è a letto, 5 kg, mentre che il pane è a letto, noi prepariamo un attimo, prepariamo Proviamo le... questa sera. Proprio focaccino, facciamo pane gonzato, focaccia cavallo. Era ora di passaggio, l'ho visto. Non sei di passaggio, qua ti devi fermare. Se sei stanco ci ti dai il cambio, Salvo. No. Io me lo do. Aspetta, magari mi stanco. Aspetta. No, non sono più stanco, mi sta svenendo. Ama, ci sia. Ama, vai. Proprio guarda l'ultimo, sanno? C'era mia nonna che faceva così e poi così. C'è l'impastatrice, ma non viene mai uguale come questo qua. Fai il giro di farlo qua. Come sono la cosa? Infatti, con me è impossibile. Cioè, alla fine verrà tipo un pagnottone per capirsi. Ora ti faccio vedere, stiamo quasi per finire. Quindi si sta incornando le pasta. Sì, come sì. vedete, no? Dove? E chi non la fa il pane, da imparare. Sì. Allora bisogna mettere qua e io mi sposto. No, già lo formi? Certo. Ho da mantoppare lì. Sì. Allora, io non l'ho preso, faccio dei pananuzzi su per giù così. Sì. Si va a mettere qua a ulanza. No, ma... Allora, questo prendilo tu. Cosa, tutte e due? Beh, vuoi prenderne uno? Prendine uno. Aspetta, tu faccio vedere prima, no? I galli. Ma tu fai fila a farlo. No, prima si fa così. Allora, io li faccio così, guarda, in sincronia. Ma deve andare bello liscio. Allora, sì. La scagnale, va? Sì, lasciami a dentro. Che panno vuoi che facciamo? Yad! Il gallo io non lo... Vabbè, lo puoi fare tu, io no. È facile. Modo che io dove si allisce. Urigi tu stesso quando... ora facciamo tipo un provolone, te lo... Wow. Te lo... Che odore.
si fa un provolone. Io Renica faccio questo provolone qua, questo non imparare. E questo per lavare tutte. No, ovvero tu tagli come a fare, ascolta, prendi così. E come che fanno? Da filo. Sì, ma Poi fai così. work in Così. progress. Tu fai così, vedi tutti questi grinzi. Sì. Ah. Ok, tipo questo. Luisa, sei professionista del pane. Questo si ci toglie e poi questo tu puoi fare il pane. Allora, dimmi. Poi una volta? Tu puoi fare così, io faccio. Allora, potremmo fare questo. Questo io faccio così, semplice. E poi faccio così. Stop. Quando noi lo andremo a mettere in forno, questi sono i più belli di tutti. Davvero? Sì, perché questo tutto si apre ed esce tutto il pane di fuori. Viene il spettacolo. Sì. Così. C'è qualcosa che non va. Ah, ecco poi questo. Così. Un Poi pezzetto. prendiamo il letto. Poi mettiamo nuovo. Allora, Cichio lo mette la testa in giù. Io non ce l'ho metto. Perché a me non si spaccia tutto il disegno. Tieni, avanti, fai questo. E questo la. Allora, questo puoi fare un pane Sant'Antonio. Così e poi? E poi tagli i laterali? E poi ci fai 3 cose. Accordo. E poi fai 3, 1, oppure anche 4. Boh, c'è un forzato cutietto però. Ah, ok. E poi il centro come fa? E poi ci metto uito. Così. Fatto? Tiene? Aspetta. E Poi si questo fa- l'ho visto fare a te, da Questo si te. fa così. No, no. Sì. E poi se ci vanno di più, questi che ci vanno dei disegnini. Si deve mettere a dormire. Sento che siamo due, ci sbrighiamo subito. Vediamo. Ah, fanno uno. Ma non penso tu fai ogni giorno questo. No! No. Allora, quando 4 lo volte fa- alla settimana. Nel frattempo si accende il forno. Luisa, che cosa c'è nel lettino? Allora, vediamo. C'è a dormire. Maria, che bello! Allora, i vari tipi di pane, no? Il gallo. Questo lo togliamo e quello delle scacce, perché Sì. oggi faremo le scacce anche. E poi i varie Io forme. Iaduzzo, un panuzzo di Sant'Antonio, Uno. un iaddo. Andiamo a vedere dopo. E allora, ora lo lasciamo andare a dormire. Ecco. Allora, stiamo realizzando il pane. Il pane abbiamo tutto pronto. E adesso in realtà quando si fa il pane si fa anche dell'altro qui nelle nostre zone. Luisa, cosa ci realizzi? Allora, abbiamo fatto delle scaccette con la spinacia e ricotta, che sono proprio le verdure che ci sono in questo periodo. La ricotta è proprio il periodo e anche gli spinaci. E poi andremo a fare il pane condito con olio e caciocavallo ragusano. E comunque ne vedrete delle belle. Ora faremo vedere il pane, Andrea, giusto? Sì, ora poi facciamo vedere il pane. Ragazzi, è veramente delle delizie uniche. Un attimo io giro la telecamera. Ci riuscirò? Sì, ecco, è facilissimo. E vi faccio vedere, ad esempio, questo è una forma delle focacce che vengono fatte qui, generalmente insieme al pane. E questo, ad esempio, è già un pane semplice che forse anche un attimino usiamo, mi sa, per le focacce. Ed ecco qui il modo come si fanno le focacce. Allora, le focacce ragusane che sicuramente avete visto in giro, se venite qui nelle nostre zone le potete assaggiare, non solo a Ragusa, anche nelle zone limitrofe. Ed ecco qui Luisa ci fa vedere come chiudere. Lei è una professionista soprattutto per la passione che ci mette e poi le sa fare, dai. Mi raccomando, Grazie. seguitela. Io vi metto il link almeno del canale YouTube, perché ci sono le ricette tipiche. Ha fatto i cannoli, ha fatto Passatelle. ma anche le pesche, quelle là fritte, ma che spettacolo quelle ricette. Quelle sono le pesche dolci, ma sono una cosa spettacolare. Andrea, potremmo farle qualche giorno insieme. Volentieri, magari passa di là a Vittoria, li facciamo in cucina. Qui abbiamo lo specialista, un Furnaro, che ci fa il forno. Allora Furnaro, cosa ci stai preparando? Allora, questo è il classico forno spettacolare che si può vedere, tipico del posto. Adesso lo si sta a infuocare.
Ovviamente in Italia esistono vari tipi di focaccia, ma non è la focaccia intesa come quella pugliese, ma queste sono ripiene, tipiche della Sicilia sud-occidentale, proprio tutta. Li potete trovare dappertutto. Magari se siete a Catania trovate con le melenzane fritte, dappertutto melenzane fritte nelle zone di Catania. Se siete invece nelle zone verso Ragusa trovate quelle con la ricotta del posto di mucca. Sì. Ora andremo a pulire il forno e andremo ad infornare il pane, che io e Andrea andiamo a prendere il pane ora. Andiamo dai, e tanto qui Aspettate, il forno, c'è il forno. Salvo, sei solo. Sì. Salutaci a tutti. Direttamente. E allora qua. avviciniamo il video. Ed ecco il pane sta dormendo. E vediamo qui la realizzazione. È buono. Ci siamo? Ora lo vado a spaccare con il coltello. Anche qui il forno, vedete? Mi stai prendendo bene. Ecco qui, vedete il forno adesso, come ci dice appunto Salvo, inizia a diventare bianco. Ed ecco, Adesso sì, ci ha pigliato. adesso i tagli si ripassano. Sì. Ce n'è ancora, a me è nascosto. Oh, che spettacolo. Allora, questo pane ragusano è un pane che viene realizzato con la farina di semola, per questo vedete anche il colore giallo. È un impasto che viene fatto in un modo particolare che vi spiegherò e viene fatto con la farina del posto, una farina Biologica. Non mi sono il nome, però è una farina del territorio qua. Vero. Del Paladino. Una farina biologica e anche non molto raffinata. Ragazzi, non vi ho avvertito, era tutto all'improvviso, quindi sicuramente diversi la vedrete quando non siamo in diretta. Non vi preoccupate, scrivete lo stesso se avete domande e soprattutto mi raccomando seguite le ricette di Luisa. Allora adesso vediamo un fornaro e guarda che estrae Vogliamo il forno. i carboni ardenti. Vedete il forno all'interno è infuocato, il classico colore, come si dice qui, bianco o bianco. Ecco, e soprattutto quando lo fa il fornaro si riscalda bene. Sembra male così. Sì, perché anzi oggi dai il tempo, in questi 2 giorni è buono, E hanno... Sì. Luisa ha avuto sempre il forno a casa? Sì, diciamo che allora da quando abitiamo qua sì, ma poi dalle nonne, da mia mamma, sempre avuto il forno questo. E per chi vuole fare il pane di casa, Sì. perché noi facciamo un minuti andiamo. Sì. Vi faccio vedere che quando il pane è pronto faccio sentire il rumore che deve fare, così come facciamo a vedere se il pane è lievito. Vado a prendere un panetto e si fa così, il tuono. È perfetto, sentite il tuono? Wow. E poi anche se così si potrebbe vedere che non resta il dito, si spinge subito. Bellissimo. E tra qualche minuto, in questo momento il forno è molto caldo, 2 minuti lo faccio, da noi si dice sventare e poi andiamo ad infornare. Adesso Luisa sta facendo la prova del 9 perché ha messo la carta da forno nel forno. Così capirà se è troppo forte, se non è forte, non lo so. Ecco, cosa ti dice? Mi dice che forse sarebbe anche ora. Ora guarda che faccio, lo chiudo, se Sì. lui prende a fuoco, no ma già ci siamo, 250 però va bene. Come io vado a chiudere il forno, la temperatura si va ad alzare. Ragazzi, ci siamo. Sì. Questo poi una volta che si inforna si chiude? Sì. Andiamo a chiudere.
Un fiore. Allora Luisa sta sfornando il pane, è uscito perfettamente, guardate che spettacolo. Ragazzi, la luce è quella che è, ma va bene, sicuramente la Sicuramente ricetta... non rende il telefono quello che è questo pane. Ecco, ha deciso di uscire fuori la nostra cameraman. Brucia, però. Andrea, sono i miei frutti. Quelli che abbiamo fatto quello con la riga nel centro. È vero, Spettacolo, è vero, è vero, è vero. è vero. Semplice ma... E qui ce n'è da cunzare. Allora, pane cunzato, sale. Oh. Ed ecco, olio quello buono. Una bella spunzata. E poi un coso cavaggio. Ed è Buon pronto. appetito! Davvero delizioso questo pane, è stato veramente un divertentissimo fare il pane, imparare veramente questa tradizione unica siciliana. Bene, ci rivediamo su Basilico Channel con le ricette, con le collaborazioni, con tante altre novità. Mi raccomando, seguite il canale, iscrivetevi e suonate la campana e a presto. Vi ricordo che Basilico Channel è il profumo della buona cucina.